Chef. Ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Allacciate il grembiule, si parte! Ben ritrovati amici nel nostro nuovo appuntamento con Radio Chef. Diamo il buongiorno anche a Maria. Ciao Maria, buongiorno. Ciao Barbara, buongiorno a tutti. Che bella settimana che ci si presenta davanti in questo quasi inizio marzo ormai. È un fine settimana veramente intenso con tanti appuntamenti e soprattutto lo show cooking di Radio Chef. Ma partiamo con ordine perché sono con noi da tanti anni e ne raccontiamo tutte le sfumature di gusto. Sto parlando di Sutrio che torna a essere protagonista domenica 10 marzo con Fums Profum Salums, la festa dedicata all'arte norcina, un gustoso percorso di degustazione tra le vie del paese accompagnato da musica e vini ricercati del Friuli. Noi ne parliamo con Chiara Serenati della Proloco Sutrio, a cui noi siamo anche particolarmente affezionati perché è stata una delle prime protagoniste di Radio Chef che quest'anno compie i suoi 10 anni. Ciao Chiara, ben trovata. Ciao, è sempre un piacere. Allora Chiara, arriviamo a una nuova edizione di Fums Profum Salums a Sutrio. Che cosa ci aspetta in questa edizione 2024 tra le bellissime vie di Sutrio? Allora, innanzitutto volevo informare che la festa era prevista per questa domenica, ma visto le previsioni del tempo non molto favorevoli, abbiamo deciso come Proloco di rinviarla alla domenica successiva, quindi il 10 marzo. E sarà una festa come le altre nostre feste di degustazione con dei punti, in questo caso sono 9 i punti di degustazione all'interno dei quali verrà servita una pietanza a base di carne di maiale. In abbinamento a questi piatti ci sono dei vini di 5 come? Produttori, sì, del Friuli Venezia Giulia, scusate. La novità di quest'anno è il concorso per il miglior salame del Friuli Venezia Giulia, quindi all'interno dell'Ordi Ormatie, che è un piccolo parchetto nel centro del paese, i visitatori potranno degustare i vari salami presentati e scegliere il migliore. Sarà un bellissimo percorso gustoso e intanto sarà fantastico assaggiare questi salami. Io già mi immagino il sapore così piacevole di questo piatto, ma si potrà anche proprio conoscere le insolite alternative di salumi, piatti della tradizione che vengono proposti proprio a Sutrio. E Chiara, so che tu oggi ci proponi anche una ricetta proprio dal tuo blog, che è una ricetta tradizionale di questa festa. Allora, non è tratta dal blog, ma vi racconto di una ricetta che potrete proprio degustare a Sutrio domenica 10 marzo. È una ricetta dolce che si chiama pete di frices. Le frices sono i ciccioli, quindi la pancetta tagliata a pezzettini e rosolata, con la quale vengono fatti questi biscotti chiamati petes. Quindi ci vogliono 300 grammi di frices, 500 grammi di farina di mais, 500 grammi di farina 00, 3 uova, mezza bustina di lievito, mezza bustina di vanillina, 25 grammi di zucchero, una tazza di rum e scorza di limone arancia. Quindi in una terrina si va a mescolare le frices, le farine, le uova, lo zucchero, il rum e le scorze di agrumi con il lievito e si procede come per realizzare una pasta frolla classica. Si lascia riposare l'impasto, poi si formano dei biscotti rotondi che si cuociono in forno a 180 gradi per 15 minuti circa o finché non risultano dorati. Poi noi alla festa li serviremo come Proloco con una crema inglese, quindi vi aspettiamo numerosi per assaggiare questo abbinamento dolce con un prodotto salato. Molto interessante. E allora io vi ricordo ancora una volta l'appuntamento sarà il 10 marzo. Trovate tutte le informazioni sul sito di turismofvg.it o appunto anche grazie alla Proloco Sutrio, e inoltre c'è sempre l'albergo diffuso di Sutrio se voleste approfittare per passare un paio di giorni in questa bellissima località a inizio marzo, no? Poi volevo segnalare che ci sarà anche uno show cooking in compagnia dello chef Tofolo De Piante della trattoria da Nando di Mortegliano, lo chef dell'osteria di Alvise, e attività per bambini anche, quindi per tutta la famiglia.
Bellissimo, grazie Chiara, è sempre un piacere ritrovare Sutrio e noi vi aspettiamo perché questo è uno dei tanti appuntamenti che poi voi proponete durante l'anno proprio per scoprire tradizioni e sapori della Carnia, no? Sì, tutto l'anno feste per tutti i gusti. Grazie di cuore. Allora, Chiara Selenati, alla prossima. Ciao Chiara. Ciao. Invece c'è un appuntamento che ha proprio dato via al nostro Radio Chef, dove ritorneremo quest'anno per festeggiare i 10 anni della nostra rubrica, ed è quello con Cucinare, Maria. Sì, proprio in questo fine settimana ritorniamo alla fiera di Pordenone, in questo fine settimana e non solo, perché si inizia proprio questo sabato 2 marzo per arrivare fino a domenica 10 marzo, quindi sarà una settimana in più intensa veramente di appuntamenti. Ritorna Cucinare, il salone dell'enogastronomia di qualità, insieme anche in abbinata a Orto e Giardino, quindi se avete voglia di primavera questo è proprio l'appuntamento che fa per voi. Ci saranno infatti 2 padiglioni in cui si arricchisce anche la presenza di Cucinare, 3.000 metri quadri coperti, più di 80 espositori con tantissimi prodotti di eccellenza locali e nazionali, e poi show cooking naturalmente, anche con incontri, con presentazioni con grandi protagonisti. Tra i tanti ricordo anche Fulvio Marino, conosciutissimo anche, che presenterà il suo libro Dulcis in fundo, pani e focacce, dolci sfogliati, brioche e altri dolci da forno. Direi che se già non vi ho ingolosito così, sicuramente vi ingolosiremo anche noi di Radio Punto Zero e di Radio Chef, che saremo presenti proprio questo sabato. Io non vedo l'ora, Barbara, perché sarà un appuntamento dolcissimo e con uno dei nostri amici preferiti. Sì, infatti ritroveremo con grandissimo piacere con noi Alessandro Giudici, che ha intrapreso insomma il suo percorso come pastry chef e regala anche nel suo punto creativo proprio di Udine corsi e appuntamenti per conoscere il piacere della pasticceria. Sarà con noi, ha preparato qualcosa di davvero speciale per tutti voi e quindi avrete l'occasione di conoscere e poi di assaggiare dolci ricette tutti insieme. Festeggeremo ancora una volta il nostro compleanno, quindi non mancate, perché l'appuntamento con il nostro show cooking sarà proprio alle 12:30 questo sabato 2 marzo. Sì. Possiamo dare qualche spoiler secondo te sulle ricette che prepariamo? Dai qualche spoiler. Allora, io sono innamorata di questa ricetta, che sono i suoi biscotti della meditazione. Sono dei biscotti fantastici che vi faranno innamorare veramente al primo assaggio, e li assaggeremo insieme, quindi ancora un motivo in più per esserci, insieme a una torta di compleanno speciale che lui ha voluto dedicare quest'anno alle donne, perché ovviamente questa è la settimana che apre un po' anche l'arrivo alla festa delle donne, quindi quale momento migliore per non scegliere anche una torta dai sapori, lui l'ha chiamata particolari ma non banali. Bene, interessante. La assaggeremo e soffieremo le candeline naturalmente. Proprio così, le vogliamo soffiare insieme a voi, quindi vi aspettiamo a questo appuntamento per noi affezionato ancora di più 10 anni dopo la nascita di questa rubrica, e con grandissimo affetto insieme anche ad Alessandro Giudici, che proprio agli inizi poi ci ha accompagnato. Verissimo, volevo dare qualche dettaglio tecnico, perché la fiera sarà aperta il sabato e la domenica dalle 9:30 fino alle 19 e dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18:30. Poi andando sul sito direttamente anche della fiera di Pordenone potete trovare ancora una promo online per entrare alla manifestazione con ancora uno sconto in più, quindi mi raccomando, non perdete anche questa super occasione. Rimane aperto fino a venerdì 1 marzo, fino a domani sera, quindi non mancate anche qui, perché potrete entrare in fiera con un prezzo super speciale. Poi gli show cooking continuano durante la giornata, vi accompagneremo a scoprirli, quindi davvero non mancate. Ma volevo andare anche a fare un saluto, anzi ci hanno fatto un saluto 2 amiche speciali, tra cui c'è la nostra Gianna Buongiorno, che ci ha inviato questo video, quindi direi di vederlo insieme. Ciao Barbara, ciao Maria, ciao Francesca, sono felice e vi faccio gli auguri grandissimi per il 10° compleanno, che poi tra l'altro è il 10° compleanno anche di Cucinare, quindi ci siamo incontrate noi la prima edizione. Radio Chef è una radio bellissima, io veramente voglio vedervi a Pordenone, voglio vedervi insieme a Lume ai due show cooking che ci saranno, la presentazione del libro, e ad assaggiare i nostri piatti. E anche il vino che sarà abbinato alla Parmentier che farai, che sarà dei Principi di Porcia. Sì. Vi aspettiamo per brindare al vostro compleanno. Bravissimi, complimenti, tanti auguri, brave. Che piacere davvero sentirle. E grazie a Gianna Buongiorno e Lume Lami, la salutiamo, anche lei sarà protagonista di uno show cooking, quindi non mancate.
Esatto, non mancate, ma poi vi racconteremo anche di cucinare intervistando tante aziende presenti, e quindi vi regaleremo uno scorcio. Non solo, ci porteremo dietro pure Igor da Milano, giusto. E lui lo manderemo invece a Orto Giardino e ci racconterà le novità proprio nell'ambito dei giardini, ma anche quelle che saranno le tendenze floreali della primavera. Un doppio appuntamento scoppiettante da gustare anche su Radio.0, abbinato alla nostra bellissima playlist, proprio per raccontarvi tutto quello che succede, per cui anche se non ci siete o dovete arrivarci, sintonizzatevi che noi vi accompagneremo in questo bel appuntamento. Sì, anche perché non è facile scegliere l'appuntamento a cui partecipare, perché ce ne sono davvero tantissime, quindi noi ve ne raccontiamo qualcuno lo venite a vivere dal vivo e siete a posto, direi. Esatto, e poi lo farete in modo assolutamente piacevolissimo. E poi c'è un altro appuntamento dedicato a un'altra eccellenza italiana e non solo, anche europea, che è l'olio extravergine d'oliva, che sarà protagonista proprio il prossimo fine settimana dall'8 al 10 marzo. Torna l'appuntamento con Olio Capitale, che vedrà protagonisti oltre 220 espositori e centinaia di etichette di olio extravergine di qualità superiore, che proverrà da 16 regioni italiane. Tanti gli appuntamenti, ma li scopriamo con Maria, che ce li svela in anteprima perché è stata proprio alla conferenza stampa di presentazione. Noi come regione abbiamo la spinta dei nostri prodotti, ovviamente col marchio Io Sono FVG, e quindi le nostre eccellenze devono fare appunto da vetrina questo evento. Abbiamo il dovere di tutelare i nostri prodotti e anche il Made in Italy. Abbiamo i migliori prodotti alimentari del mondo e quindi è giusto che queste manifestazioni crescano per far conoscere i nostri prodotti a livello internazionale. Anche quest'anno, per la seconda volta, 15 locali della città proporranno una ricetta, un drink a olio, base olio, dove il protagonista sarà proprio questo elemento, e poi i locali stessi verranno in fiera all'Olio Capitale per proporre la loro ricetta. Intanto una conferma importante, perché abbiamo 220 espositori, abbiamo 118 oli che partecipano al concorso, abbiamo 19 buyers dei vari paesi d'Europa, ma non solo, c'è gli Stati Uniti d'America, Indonesia e Canada, oltre agli stati europei. Abbiamo dei concorsi anche fra i ristoranti, per questo c'è la FIP, circa 18 ristoranti che faranno dei piatti col menù, ogni piatto un olio diverso, dei bar che faranno dei cocktail con queste cose. Abbiamo la navetta che andrà su e giù a portare la gente, e soprattutto abbiamo questo convegno che parla delle radici dell'olio, no? Questo è l'anno delle radici di ritorno, cioè tutti i nostri immigrati. Certo, come vice sindaco del Comune di Trieste sono anche membro del Consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, un'associazione che ha come obiettivo quella di raccogliere tutte le città che hanno sul proprio territorio una produzione significativa di oli d'oliva, e un'associazione che si pone l'obiettivo di fare la promozione appunto di questo prodotto eccezionale, che non è solo un prodotto ma rappresenta un elemento culturale dell'area mediterranea molto forte, e che ha effettivamente tutta una serie di implicazioni molto, molto intense, e che fa sì che sia un valore aggiunto per tutti i nostri territori. Sì, anche quest'anno saremo presenti con delle eccellenze che ci vengono fornite, che noi abbiniamo ad un piatto. Stesso piatto con 3 oli diversi, proprio per far capire quanto è importante l'olio in un piatto. Non è solo un condimento, non è solo una materia grassa, ma aggiunge sapore, e questo e noi abbiamo questo ruolo di conoscenza, di divulgazione, che lo troviamo estremamente importante. Io ringrazio anche i nostri ospiti, l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, Filippo Vidiz della Trieste Cocktail Week. Infatti ci saranno proprio dei cocktail, come vi diceva, a base di olio per tutta la settimana, a partire già da questo inizio marzo e fino alla manifestazione, che gireranno per la città di Trieste. Poi anche il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, il vice sindaco di Trieste Serena Tonel, e Federica Suban della FIPE, che raccoglie così anche i ristoranti della città, in cui si potranno degustare appunto questi piatti a base di olio. Barbara, a te come piace anche gustare l'olio? Come lo tratti in cucina? Beh, soprattutto crudo, e possibilmente come aggiunta a qualche piatto, perché gli dona quel tocco in più. Ci saranno all'interno di Olio Capitale anche tantissime degustazioni organizzate anche dagli stessi produttori. Ognuno di loro troverà il modo migliore per valorizzare il proprio olio, ma ci racconterà anche quali sono per esempio i blend di oli, cioè i tipi di olive che li compongono, e quali sono le caratteristiche, perché sapete che anche l'olio extravergine d'oliva va degustato come si fa con il vino, con il caffè, eccetera,
degustando proprio le varietà di olive che lo compongono, e questo rende ogni olio unico e originale. Mi piace come sei tecnica blend. Sì, questo mix. Sì, aggiornata, cioè sei sul pezzo. Alcuni sono dei mix, quindi con questi tipi di oliva, altri invece sono delle monoculture, quindi hanno soltanto un tipo di... Però insomma, parlando con i produttori poi si può anche scoprire questo mondo che io trovo davvero molto affascinante, essendo anche il cuore della nostra cucina mediterranea e uno dei segreti di benessere. Dici benissimo, anche perché l'olio può andare a impreziosire un piatto ma anche a rovinarlo, quindi è un ingrediente davvero fondamentale delle nostre ricette e dobbiamo saperlo utilizzare al meglio. Ci sono oli più forti, come dicevi, oli più delicati, quindi ogni olio è adatto anche a una tipica ricetta. So che lo scoprirai benissimo perché la prossima settimana sarai sul campo anche, esatto, a partire dall'inaugurazione di venerdì e poi ogni giorno dall'8 al 10 marzo dalle 16 alle 17 qui su Radio.0 saremo in diretta dall'area delle città dell'olio, quindi un approfondimento proprio con i produttori delle città dell'olio presenti ad Olio Capitale. Sarà veramente un arricchimento anche delle nostre conoscenze a questo punto. Sarà un viaggio molto interessante, io vi consiglio davvero di non perderlo e ci sarà l'opportunità di ascoltarlo in diretta o di venirci a trovare proprio a Olio Capitale dalle 16 alle 17, ma anche di riascoltarlo in podcast sul nostro sito radio.0.it. Maria, so che tu hai voluto raccontarci proprio una ricetta che abbiamo raccolto lo scorso anno a Olio Capitale. Sì, di cosa si tratta? Anche perché, come sai, io sono una grandissima amante dei dolci e non potevo non scegliere una ricetta dolce a base di olio. Infatti sono tantissimi quelli che si chiedono: ma io come la preparo questa frolla all'olio d'oliva? Beh, Marco Lotito, che ci scrive da Corato, ci ha regalato la sua ricetta lo scorso anno proprio a Olio Capitale, come dicevi, ci ha voluto offrire la sua versione dei biscotti all'olio d'oliva. Per prepararli sono una ricetta molto semplice ma davvero molto intrigante. Vi serviranno 280 grammi di farina 00, 50 ml di olio extravergine d'oliva, lui utilizza proprio quello che produce lui, che si chiama Lotito, 100 grammi di zucchero, 2 uova, 10 grammi di lievito in polvere per dolci, un tuorlo, scorza di un limone e un baccello di vaniglia. Andrete a unire le uova e il tuorlo e sbattete con lo zucchero, poi unite l'olio extravergine e la vaniglia, setacciate la farina e il lievito, aggiungete sale e poi unite i due composti ottenendo un impasto liscio e omogeneo. Fate riposare circa 30 minuti in frigorifero, poi stendete l'impasto direttamente su un piano, date la forma a piacere, può anche essere così dedicata a un appuntamento, infornate in forno statico a 180 gradi per circa 15 minuti e la vostra ricetta è pronta. Direi favolosa, anche da utilizzare un po' in qualsiasi ora della giornata, perché sì, è dolce, però accompagna i momenti migliori alla fine. Un buon caffè, un po' di biscottini, un po' di olio, un po' di olio, forse no con il caffè, no, però con i biscottini sì, in effetti è molto molto interessante questa ricetta, tutta da provare. E se volete scriverci anche le vostre, sì, c'è sempre il nostro numero WhatsApp 338 611 6060, dove potete anche mandarci le vostre fotine delle ricette, oppure i video, oppure anche il form sul nostro sito radio.0.it. Vi dico che ancora, anche per dare il via alla primavera, per tutti quelli che ci scrivono, c'è il grembiule di Radio Chef in omaggio, quindi direi che è qualcosa da non perdere al momento. Ma passate a portarci le vostre ricette anche dal vivo, a fare quattro chiacchiere con noi, con me Maria, ma anche Igor del Milano che sarà con noi a cucinare, e poi ci sarà il nostro spazio anche a Olio Capitale per tutta la durata della manifestazione. C'è lo spazio, il box di Radio.0, dove potete venire a portarci le ricette, avrete insomma tanti gadget, il grembiule in omaggio, quindi vi aspettiamo. E se non vi abbiamo ingolosito così, continuate a seguirci anche nelle prossime puntate di Radio Chef, continueremo a dare un pizzico di gusto alle vostre giornate. Invece domani abbiamo un'altra puntata di Radio Chef veramente stuzzicante, partiremo con la dolcezza di Ginger, che stavolta ci parla un po' della sua storia, ma anche dei suoi ottimi cupcake. Ti piacciono i cupcake? Io sono innamorata dei cupcake, ma è sempre complicato prepararli. Non è così semplice. Beh, lì si può andare e li si mangia. Infatti, direttamente. Più semplice di così. Anche perché appunto Chiara si è ispirata proprio alla tradizione inglese di questi cupcake, che ne ha tantissimi, sono belli e buonissimi, ma golosi al 100%. Ma lo sai che avremo anche un ospite speciale domani? Sì, domani parleremo ancora una volta di nutrizione e di benessere. Avremo... spoiler. Attenzione. Sì, avremo un ospite. Un ospite. Se avete qualche domanda che riguarda il vostro benessere, la dieta o lo sport, mandatecelo, perché domani avremo un vero e proprio esperto di nutrizione al nostro microfono. Ma seguiteci perché poi vi porteremo anche in montagna. Insomma, gli appuntamenti non sono finiti qua. Radio Chef continua. È cosa meglio di una spesa con un nutrizionista? Esatto, ancora meglio. Poi faremo la spesa come di consueto e sarà un altro appuntamento come sempre interessante. Grazie allora per essere stati con noi, vi aspettiamo domani sempre alle 12:30 e soprattutto questo fine settimana. Ciao a tutti.